Arriva poco prima delle 4 al campo fiera di Godega di Sant'Urbano il presidente del Veneto Luca Zaia per la somministrazione del vaccino anti-Covid che gli spetta come cinquantenne. Ho aspettato il mio turno, mi sono prenotato col telefonino, ho, ho imprecato perché ho avuto 2 ore di blocco del sito come tutti, ho cercato, poi ho detto vabbè a sto punto. Poi quando qualche amico ha iniziato a scrivermi, io mi sono vaccinato, mi sono prenotato, ho detto allora funziona, erano le 6 di sera e mi sono prenotato. Entra nel padiglione il governatore, una breve attesa, poi l'anamnesi di fronte al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ogni settimana per un giorno riveste questo ruolo nei diversi Vax Point. Quindi l'iniezione, il quarto d'ora di monitoraggio e l'uscita con la certificazione dell'avvenuta vaccinazione e del tipo di siero ricevuto. Beh, le due alternative per la mia fascia d'età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato Pfizer, ecco. Com'è andata? Benissimo. Ma devo anche dire, devo fare i complimenti, è una velocità. Eravamo in tanti in attesa, ma comunque l'attesa si smaltisce nel giro di pochi minuti. Cioè, penso che l'attesa sia durata 3-4 minuti, ma vedo che continuamente, insomma, la macchina vaccinale del Veneto funziona.